Bentornati in un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo, ancora giornate bollenti, almeno fino alla giornata di venerdì, anche in Ferragosto godremo di giornate bollenti, insomma ancora picchi fino a 40 gradi, soprattutto sulle zone interne della Toscana, 38-39 gradi sul resto della Val Padana e le zone interne del centro, ma attenzione perché proprio nel weekend un primo cedimento causa della spinta di correnti un po' più fresche dalla Scandinavia porteranno ad un cambiamento, ma andiamo a vederlo fra poco perché intanto analizziamo, come vedete, la situazione attuale con l'anticiclone africano ben posizionato proprio su questi settori, su tutta l'Italia in poche parole, ma una blanda struttura di bassa pressione, attenzione, si andrà proprio a creare sulla Grecia e sulla Italia meridionale. Di conseguenza assisteremo al sud alla possibilità di avere più temporali rispetto a questi giorni che comunque ne stanno già facendo, e proprio saranno forti al centro-sud, localmente anche sulle zone alpine, su quelle prealpine, e proprio come vedete su queste aree risentiremo nella giornata di venerdì, quindi temporali un po' più intensi soprattutto sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale in modo particolare, possibilità anche sulle Dolomiti, ma vedete sabato l'ingresso proprio di queste correnti più fresche determinate da un piccolissimo minimo di pressionario sul nord-est della Europa e sulla Russia condizionerà quindi la nascita di una possibile attività convettiva proprio tra la Calabria, ma compreso anche la Campania e anche parte delle Marche, quasi tutta la Sicilia e in modo particolare quindi la Calabria, e rischio di forti temporali già dalla nottata. Quindi per quanto riguarda sabato assisteremo a questo sviluppo temporalesco, mentre altrove, come vedete sulle catene alpine, specie quelle dolomitiche e non escluse anche sulle Alpi occidentali, sull'Appennino emiliano, di qualche locale temporale pomeridiano, compreso anche l'Appennino centrale. Come vedete comunque le temperature fino alla giornata di sabato saranno comprese su questi valori. Vedete come farà un po' più fresco, diciamolo, al sud proprio per la spinta da sabato di queste correnti un po' più fresche, causa questo piccolo minimo sulla Grecia che provocherà questo calo termico. L'anticiclone africano invece proseguirà portando anche picchi ancora oltre 37 gradi sulla Val Padana. Attenzione però domenica, perché la spinta di queste correnti proprio da nord settentrionali nord-est faranno calare le temperature anche altrove, soprattutto sul versante adriatico, e assisteremo a più temporali pomeridiani non solo quindi su tutta quanta la catena appenninica e sulla Sicilia, ma anche sulle Alpi centro-orientali e sulle prealpi, quindi venete e friulane, e quindi la possibilità di avere questa attività con più precipitazioni anche sull'Appennino tosco-emiliano, e come vedete in modo particolare si evidenziano soprattutto le aree dell'Appennino centro-meridionale, fino a localmente anche sulla Sardegna occidentale, sulle zone montane. Le temperature, come vedete, caleranno sostanzialmente ovunque, rimarremo su valori un po' più respirabili, se vogliamo così dire, ma la presenza ancora di questo caldo è più evidente e soprattutto sulla Toscana, ancora sulle basse pianure fino a 34 gradi e addirittura fino a 35 gradi sulla Sardegna, per la presenza di questo anticiclone, ma come vedete subirà un indebolimento deciso proprio a partire dal 19-20 del mese, quando, attenzione, la prima parte della settimana sarà ancora su questi valori termici generalmente ovunque fino ai 32-34 gradi, sia sulla Val Padana sia al nord sia al sud, però attenzione, il sud risentirà di più probabilità di fenomeni, mentre come vedete è possibile dal 20-21 del mese la spinta di queste correnti più umide atlantiche che si riattiveranno finalmente, quindi l'anticiclone di blocco si andrà a creare proprio sulla Inghilterra, quindi sul nord Europa, e consentirà finalmente, possiamo così dire, l'ingresso di correnti più fresche di matrice atlantica che porteranno notevoli quantità di precipitazioni, forti temporali, soprattutto tra giovedì 21 e venerdì 22. Inizialmente gli accumuli sono più evidenti al sud Italia, sull'Appennino per la quantità di temporali
ma poi come vedete per i minimi depressionali che si andranno a creare proprio da metà settimana in poi, una quantità di precipitazioni più intensa andrà a coinvolgere quindi il nord Italia, soprattutto sulle medio-alte pianure e le pedemontane. Questo rischio maggiore aumenta sempre di più di probabilità e ovviamente, avendo tuttora delle prime conferme da parte di tutti i centri di calcolo, non resta che aspettare però il definitivo ok, succederà. Vediamo nel corso dei prossimi aggiornamenti meteo.